Dopo il sì degli elettori 5 Stelle sulla piattaforma Rousseau, via libera al nuovo governo. Giuseppe Conte atteso al Colle per giuramento e la squadra dei ministri. Dal Veneto Zaia ribadisce: ci troveranno fuori dalla porta di Palazzo Chigi per l'autonomia. Identificato e denunciato dai carabinieri l'uomo che venerdì scorso aveva avvicinato una giovane a Treviso aggredendola e fuggendo insieme a un altro uomo, il 36enne pakistano. Brucia un fianile a Galliera Veneta, paura ieri sera per il rogo che ha distrutto 500 rotoballe di fieno, salvata una decina di bovini. Un asino sbranato e un particolare inquietante, 2 sbarre di ferro del box di Velte, accaduto a Limana. Sono stati lupi o in Val Belluno si aggira un predatore più grosso e pericoloso. Non sono finite le disavventure della famiglia di Piazzano sul Brenta in Florida per l'operazione alla gamba del piccolo Joe, costretto a spostarsi d'urgenza per l'arrivo dell'uragano Dorian. Sono destinato a salire il conto da pagare per gli escursionisti spagnoli rimasti 3 giorni sulle 3 cime di Lavaredo, ma la coppia non vuole pagare, non abbiamo mai chiamato i soccorsi, dicono. A Treviso la singolare vicenda di un quaderno, forse perso da un bambino in zona Buranelli e trasformatosi in una sorta di diario pubblico di trevigiani e turisti di passaggio. Telespettatori di Antenna 3, buongiorno, bentrovati alla prima edizione dei nostri telegiornali La Politica in primo piano. Ieri, proprio nel corso dei nostri telegiornali, abbiamo dato in diretta la notizia del sì, del 79,3% del sì degli elettori del Movimento 5 Stelle sulla piattaforma Rousseau, un sì che ha dato di fatto il via libera alla formazione del nuovo governo targato 5 Stelle e Partito Democratico. In queste ore atteso il premier incaricato Giuseppe Conte al Colle per il giuramento, e poi c'è la squadra dei ministri che vede anche una quota, vedrebbe ovviamente dal Toto Ministri anche una quota, diciamo, nordestina. Intanto dal Veneto ovviamente la richiesta da mesi è una sola, immaginate quale? Guardiamo ad una legislatura che possa concludere il suo ciclo dei 5 anni e in questa legislatura realizzare tutti quei punti che sono nel programma. Abbiamo lavorato su argomenti specifici, le città, l'agricoltura, le piccole e medie imprese, insomma si sta facendo un lavoro serio, praticamente finito. E alla fine il governo arrivò, 5 Stelle e PD, ma si è dovuti attendere il voto di poco più di 80.000 elettori sulla piattaforma Rousseau per avere il via libera. 79,3% di sì, e ora l'accelerata finale. Giuseppe Conte atteso a breve al Colle, nel pomeriggio già forse il giuramento e la squadra dei ministri con una quota di nord-est probabile. Il trevigiano trentino Fraccaro dovrebbe essere riconfermato, i rapporti col Parlamento. Il triestino Patuanelli in pole per lo sviluppo economico. Salgono anche le quotazioni del bellunese Federico D'Inca, mentre l'ex prefetto di Venezia, Luciana Lamorgese, sembra destinata al Ministero degli Interni. Quel Viminale retto per 14 mesi da Matteo Salvini, che dopo il sì finale commenta. Sono orgoglioso che la Lega sia fuori da questo mercato delle vacche disgustoso. Questo è. Non è il momento di disperarsi, anzi, è il momento di ragionare, testa, cuore e prepararsi. Prepararsi all'opposizione, prepararsi alle piazze e alle manifestazioni di dissenso, mentre lo scontro con i pentastellati resta alto. Io penso che sarebbe e sarà più serio chiedere il parere a 60 milioni di italiani che non a 60.000 militanti dei 5 Stelle. Però così è, adesso in questo momento probabilmente Renzi e Grillo o Di Maio e la Boschi saranno al telefono, saranno in una stanza per spartirsi ministeri, sottosegretari, presidenza e vicepresidente. Come si farà a lamentarsi delle cose che faremo al governo se ci potevi stare al governo e hai deciso di metterti da parte? Quale che sia la squadra di governo, si troverà comunque a avere a che fare con il Veneto. L'autonomia lì. Non perdiamo un millimetro di quello che abbiamo guadagnato come terreno, è prevista dalla Costituzione, chiunque vada a Palazzo Chigi ci troverà sulla porta di Palazzo Chigi. Ce n'è già una piattaforma consultata, si chiama piattaforma Veneto, 2.328.000 veneti hanno detto sì. Avete sentito, prepararsi, questo è uno degli appelli di Matteo Salvini, e prepararsi significa all'opposizione, ma prepararsi anche alle piazze, alle manifestazioni. Il 15 settembre ci sarà Pontida e poi il 19 ottobre la manifestazione di Roma, ma a scendere in piazza per primi dovrebbe essere Fratelli d'Italia. Lo aveva annunciato Giorgia Meloni, una protesta di piazza davanti a Montecitorio, a cui aderirà evidentemente anche Elena Donazzan, l'assessore regionale
all'istruzione e al lavoro, nonché esponente di Fratelli d'Italia, ieri sera ospite a 20:10. Sentiamo le sue parole di ieri sera. Io con Fratelli d'Italia sarò il giorno della fiducia alla Camera con gli italiani. Abbiamo deciso di non usare simbolo di partito. Giorgio Meloni ha fatto un appello, ha detto noi non andiamo con la bandiera di Fratelli d'Italia, ci andiamo però per dire che non lo facciano nel nostro nome, ovvero quella fiducia è una fiducia che è una fiducia di una democrazia parlamentare prevista dalla Costituzione, una evidente forzatura. Quindi andrei in piazza, no? Questo era un'altra Sì, domanda che volevo fare. Noi andiamo in piazza, quindi la rivoluzione no, è un atto di piena consapevolezza, cioè la dignità del popolo italiano si esprime dicendo io voglio andare a votare, perché caro Mattarella quello che stai facendo è permettere a una democrazia che pure ha mille difficoltà ma ha delle regole chiare, una maggioranza parlamentare che è diversa dalla maggioranza reale del Paese. E mentre ieri andava in scena il voto sulla piattaforma di Rousseau, discusso da più parti, abbiamo allora chiesto alla gente cosa pensava di questo voto online. Sentite cosa ci hanno risposto. Il voto degli attivisti del Movimento 5 Stelle sulla piattaforma Rousseau per appoggiare o meno il governo Conte fa discutere i vicentini, che da un lato apprezzano la coerenza dei grillini, ma dall'altro criticano un voto online che può decidere il futuro del Paese, e c'è addirittura chi ne mette in dubbio la democraticità. Secondo lei è giusto che i grillini decidano online le sorti del nuovo governo? Penso di no. Però sarà così. Chi lo sa? Come andrà a finire secondo lei? Non ne ho la più pallida idea, perché questa crisi sta durando tantissimo, è estremamente incerta, e credo che, come ha detto un grande politologo che è Panebianco, ha detto io sono 30 anni che mi occupo di politica, vi dico che non sto capendo assolutamente nulla. Secondo me no. Perché? È una piattaforma privata, non pubblica. Per lei? Uguale. Cioè che è una cosa privata e quindi non sarebbe giusto che decidessero. No, Però andrà così. sì. Decideranno loro. Questa non è democrazia rappresentativa. Decidono loro, tanto non facciamo più di tanto noi. Non è giusto, però così succede. Secondo me è giusto che loro si esprimano come meglio credono, non sono i mezzi che a me sono affini, ritengo che le decisioni dovrebbero essere prese in un altro modo, però se a loro va bene così, quello che mi preoccupa non è tanto la loro capacità di esprimersi con le piattaforme, quanto questo condiziona gli esiti a livello nazionale, questo mi preoccupa. Sono apolitico, quindi per me non fa differenza, speriamo che comunque è una cosa giusta. Spero che comunque è una cosa che influenzi ma in modo positivo. Non condivido molto la piattaforma Rousseau e neanche il movimento in sé, come movimento, anche se ahimè ormai è Però sono coerenti, loro hanno deciso di fare così. Quello sì, bisogna dire sì. Se decidono così, vediamo, sono coerenti fino alla fine. Online direi di no, che non sono nella forma più corretta, diciamo. È vero che adesso ci sono queste modalità, sono le nuove forme di comunicazione, non è che ci scappiamo. Ho un po' paura che dicano che da lì dipende il futuro del governo. Possono dire quello che vogliono, senz'altro. La politica non mi interessa. La cronaca adesso è stato un incubo per giorni a Treviso, il caso della giovane donna aggredita e palpeggiata da un uomo che ha avuto poi un aiuto, diciamo, almeno così sembrava inizialmente, da un amico per poi fuggire. È stato finalmente identificato e denunciato dai carabinieri l'aggressore della giovane badante moldava, appunto, che era stata avvicinata e palpeggiata a Treviso venerdì scorso. Si tratta di un 36enne pakistano regolare sul territorio con precedenti di polizia. La scoperta dei carabinieri è stata resa possibile dalla visione delle immagini dell'esercizio commerciale, dove lo straniero era stato immortalato con un connazionale poco prima dell'aggressione. L'altro soggetto, a quanto risulta, era estraneo alla vicenda, come poi confermato dalla denunciata, che ha invece riconosciuto il suo molestatore, il quale dovrà ora rispondere del reato di violenza sessuale. E ancora la cronaca invece, con la disgrazia che ha visto piombare nel dolore più atroce una famiglia di Vittorio Veneto, una bimba di appena 3 anni che la settimana scorsa era stata ricoverata d'urgenza a Treviso per una crisi respiratoria, purtroppo è morta in ospedale.
Non ce l'ha fatta la piccina senegalese di 3 anni, colpita giovedì da una grave crisi respiratoria cardiaca nella sua abitazione di Ceneda, nel Vittoriese. Lunedì il cuoricino della piccola ha smesso di battere per sempre nel reparto di terapia intensiva della neurochirurgia del Cafoncello di Treviso. I genitori della bambina da quel momento si sono chiusi in un composto dolore nella loro abitazione. Immenso ovviamente il dolore di tutti, della famiglia e dell'intera comunità. Le prime avvisaglie che qualcosa non andava erano arrivate ai primi di gennaio, racconta il papà. Mia figlia aveva avuto qualche problema di respirazione, era stata portata in ospedale, erano stati fatti degli accertamenti, ma non era risultato nulla di preoccupante. Nei mesi successivi si erano verificati altri episodi minori, era stata fatta visitare ancora dai medici, ma non era emerso nulla di significativo, fino all'ultima crisi di giovedì scorso, la più terribile, con il ricovero in prognosi riservata fino al coma che l'ha portata alla morte. Sarà ora da stabilire l'origine del male. Il rito funebre, per volere della famiglia, verrà celebrato in Senegal. La paura adesso, ieri sera a Galliera Veneta, per l'incendio che ha devastato un fienile, salvata una decina di bovini. Le fiamme sono divampate intorno alle 7 di sera e rapidamente si sono propagate nel fienile. Un'altissima colonna di fumo nero, visibile a chilometri di distanza, ha tenuto per ore con il fiato sospeso i residenti di Galliera Veneta. Sul posto sono intervenuti subito i vigili del fuoco accorsi da Padova e Vicenza con 3 automezzi arrivati in via Menotti. Imponente lo schieramento di uomini necessario per circoscrivere il rogo ed evitare che potesse distruggere anche la stalla in muratura che si trova a pochi metri di distanza dal fienile. I pompieri hanno lavorato per ore, ma le fiamme si sono propagate con velocità e hanno distrutto 300 rotoballe di fieno. Sono arrivate a lambire anche la stalla. Tutti i bovini che si trovavano all'interno sono stati messi in salvo, evitando così la carneficina. Le operazioni di soccorso sono durate tutta la notte, fino a quando i focolai non sono stati spenti. All'origine dell'incendio vi sarebbe un'autocombustione del fieno dovuta alla fermentazione. Nessuno nel rogo è rimasto ferito. I carabinieri della compagnia di Cittadella sono intervenuti per i rilievi. E poi c'è un altro tipo di bestiame che è nel mirino ormai da troppo tempo, il bestiame che viene sbranato dai lupi sia nel Bellunese che nel Vicentino, soltanto che l'ultima predazione, quella avvenuta a Pieve di Limana, pone un interrogativo ancora più inquietante. Sono passati solo 2 giorni dalla predazione alle ronce e i lupi sono tornati a colpire. L'hanno fatto la notte scorsa a Pieve di Limana, a 20 metri dalle case. I lupi sono scesi a valle, hanno lasciato le loro tane sul Nevegalle, hanno attraversato la provinciale della Sinistra Piave e sono arrivati qui, nella rinomata zona industriale di Limana. I predatori si sono mangiati uno degli asini di proprietà del signor De Pellegrin, che al telefono ci dice non era mai successo prima, così come non era mai accaduto di vedere un box di ferro divelto che proteggeva il ricovero degli asini tenuti per la cura del terreno antistante la casa. De Pellegrin riferisce che probabilmente sarà stato l'asino impaurito a buttar giù tutto per scappare, ma c'è un interrogativo che si rincorre di bocca in bocca da una ventina di giorni a questa parte nel Bellunese, perché il timore della presenza di un'altra specie di predatore sembrerebbe trovare conforto nelle immagini di una webcam che nella zona del Nevegalle avrebbe immortalato un esemplare di orso. Le immagini sarebbero l'esame di esperti e finora si discute solo di ipotesi, cioè non ci sono conferme ma nemmeno smentite, solo tanti condizionali che invitano alla cautela. In Trentino dei primi di agosto cercano M49, l'orso avvistato nei giorni successivi non distante dalla vetta della Marzola a est di Trento. Gli esperti ritengono improbabile che l'orso possa avere superato l'Adige, ma intanto la caccia a quel plantigrado continua e nel Bellunese l'ipotesi della presenza dell'orso non si escluderebbe. Con le prossime immagini, sono immagini dure, ma sono immagini che sono state pubblicate oggi dal sindacato di polizia FSP e sono le immagini delle ferite riportate dagli agenti di Chioggia, agenti di polizia colpiti l'altro giorno, lo ricorderete, con un coltello da un 59enne che voleva evitare a tutti i costi un trattamento sanitario obbligatorio. Le ha rese pubbliche il segretario del sindacato FSP di polizia Mauro Armelao per ribadire ancora una volta
lo stato di insicurezza nel quale lavorano gli agenti di polizia. Lo ricorderete, l'uomo dopo una lunga trattativa durata tutta la notte aveva ferito con dei fendenti alle gambe i poliziotti che stavano cercando di convincerlo alla resa. Il sindacato di polizia ha diramato queste foto perché tutte possano vederle e per chiedere ancora una volta l'utilizzo del taser per potersi difendere in questi casi. Adesso una vicenda che ha dell'incredibile, una segretaria infedele, è il caso di dirlo, che ha sottratto al suo datore di lavoro ben 600.000 euro, è successo nel Padovano. La Guardia di Finanza ha denunciato la segretaria di un commercialista padovano con l'accusa di aver prelevato nel corso degli anni, con la complicità del compagno, una somma di oltre 600.000 euro dai conti correnti aziendali e personali del professionista, a sua completa insaputa. L'indagine è partita dalla denuncia del commercialista che si è visto rifiutare l'acquisto di un libro online perché il conto corrente era stato completamente prosciugato. Le Fiamme Gialle hanno così disposto perquisizioni nei confronti della segretaria, originaria di Casalserugo, e del suo compagno, sequestrando documenti bancari e varie carte di credito e bancomat. Secondo le Fiamme Gialle, infatti, la donna avrebbe anche utilizzato il bancomat del commercialista per numerosi prelievi, nascondendo poi le lettere che arrivavano in studio dalla banca. Secondo le indagini, la somma complessiva, sottratta tra il 2015 e il 2018, ammonterebbe a 610.000 euro, e così è scattata la denuncia per appropriazione indebita aggravata e per sottrazione e soppressione di corrispondenza. La donna è stata anche segnalata all'Agenzia delle Entrate per sottoporre a tassazione la somma sottratta. Sta diventando un braccio di ferro il caso degli escursionisti rimasti per 3 giorni sulle 3 cime di Lavaredo, soprattutto per il maxi conto che inizialmente stimato intorno agli 8-10.000 euro sembra potrebbe salire anche agli oltre 20.000 euro per aver rifiutato 2 volte i soccorsi. Questa è l'accusa che viene portata alla coppia spagnola, ma sulle pagine del Gazzettino oggi c'è una replica secca: noi non abbiamo mai chiamato nessuno e non paghiamo, ha spiegato il 45enne capocordata di Barcellona. Non siamo assicurati, ma nessuno ha richiesto l'intervento, il caso per noi è chiuso, quello che ho letto in queste ore non è accurato, non abbiamo chiamato i soccorsi, non c'era nessuna emergenza, continua l'uomo, eravamo fermi per il maltempo, avevamo creato un bivacco e stavamo scendendo con i nostri tempi senza panico, non siamo degli sprovveduti. Insomma, non vogliono pagare, anche se la regione è di tutt'altro avviso, l'abbiamo visto già ieri anche con le parole del governatore Luca Zaia. Vedremo come continuerà questo braccio di ferro. Adesso invece andiamo in Florida perché c'è una famiglia, la conosciamo tutti, la famiglia del piccolo Joe, che è in Florida da tempo ormai per l'operazione alla gamba del bimbo, ma adesso devono fare i conti con un'altra minaccia, la minaccia dell'uragano Dorian. Non sono ancora finite le disavventure per il nostro piccolo Joe, il bimbo di Piazzola sul Brenta, che con mamma Erika e la sua famiglia si è trasferito momentaneamente in Florida per subire le più delicate operazioni chirurgiche che lo porteranno all'allungamento della gambina. Un pericolo ancora più grave incombe proprio lì a Palm Beach, dove si trova l'appartamento nel quale sono alloggiati, e la furia dell'uragano Dorian sembra non guardare in faccia a nessuno. A breve proprio Dorian, forza 5, che incombe attualmente a 90 miglia dalla costa, raggiungerà Palm Beach e, come sempre in questi casi, la macchina dell'emergenza americana segnala ora per ora il suo tragitto, non sbagliando nemmeno di un minuto nelle previsioni della traiettoria di quella spaventosa furia della natura. Questo è il video che ci ha mandato qualche ora fa mamma Erika e che vogliamo condividere con tutti voi mentre la famiglia si è spostata a sud e nella parte opposta della costa. Noi stiamo scappando dall'uragano perché, come forse avrete sentito, l'uragano Dorian sta colpendo West Palm Beach, è atteso per domenica, tra domenica e lunedì, e ci stiamo rifugiando assieme all'altra famiglia dalla Toscana, siamo scappati, ci stiamo dirigendo verso la capitale della Florida intanto a cercare un posto sicuro, perché non c'è niente di sicuro qua. E poi vedremo, abbiamo fatto una notte a The Village e poi vedremo dove dirigerci in base a dove soffia l'uragano, ci sposteremo. Fate dei pensieri positivi per noi, che vada tutto bene e niente, vi teniamo aggiornati appena sappiamo qualcosa.
Fate dei pensieri positivi per tutti noi, che vada tutto bene. Finisce così il video di mamma Erika, che sembra davvero non avere pace in una storia comunque a lieto fine, ma carica di tanti colpi di scena. Pochissimi istanti di pubblicità, a fra poco. Rieccoci in diretta alla prima edizione del nostro telegiornale. Alcune zone del centro storico, anche importanti, interdette al fumo. La proposta fa già discutere Venezia. Brugnaro ha proposto stop al fumo in alcune aree aperte della città. Bene. Cosa ne pensi? I fumatori, intanto buongiorno a tutti, devono fumare, perché togliere i vizi a chi ce li hanno? Questa è la domanda. Signor Brugnaro, tanti auguri. Stop al fumo in alcune aree di Venezia e naturalmente è vietato buttare mozziconi per terra. È l'ultima proposta che forse passerà al vero e proprio divieto del primo cittadino. Perché? Perché è sempre più green la sua idea di una Venezia internazionale. E poi ci sono le zone dove tutti fumano, dove c'è più puzza, e poi devi per forza separarti da magari familiari o cose del genere, quindi non lo so. La battaglia del sindaco contro le sigarette in laguna inizierebbe dal centro. San Marco è rialto in testa. La sua idea, nata di ritorno da un viaggio a Tokyo, città di cui è assiduo frequentatore anche questo veneziano, profondo conoscitore delle abitudini nipponiche. E mi vado a Tokyo 2 volte all'anno. A Tokyo non si fuma per strada. Mi hago imparare, perché qua che fumavo già ero abituato a buttare le cicche per strada come fa tutti. Mi hago imparare a non buttare soprattutto le cicche non per strada e a fumare dove solo si può fumare, ai alle zone per fumatori, e ho imparato appunto a non fumare per strada. E per cui non ho smesso anche qua a Venezia di fumare per strada e di fermarmi su un canton a fumarmi a micica col portacenere portatile. Esatto, perché i giapponesi fanno così e poi se lo portano a casa. Mi faccia la loro abitudine. Abitudini che pochi di noi occidentali abbiamo, come conferma questa fumatrice americana. Lamenta la scarsa, se non assente, presenza di posaceneri pubblici. There's not enough garbage cans in the street to be able to put the cigarette butts out. So it's actually important that I can walk around with this. Con il sindaco che invece intende consegnare posaceneri portatili proprio ai turisti in arrivo, visto che il mozzicone abbandonato impiega da 1 a 5 anni prima di decomporsi. È una buona idea, dice quest'altra turista, perché l'odore della sigaretta è pessimo e ne guadagniamo tutti in salute. That's a good idea because everywhere you go, just smell the cigarette or cigar, but I don't like it. But if it's stop, anybody stop outside or inside, is better for everything. Chissà se vieteranno il fumo anche al Lido di Venezia alla mostra del cinema, ma non è di questo che credo ci parlerà Lorenzo Maier in diretta fra poco. Allora Lorenzo, che aggiornamenti e un po' di numeri di questa mostra? Ciao Nicola, buongiorno. Intanto sarebbe una bella idea quella che hai lanciato, quindi io la sostengo in pieno. Per quanto riguarda la Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, oggi siamo in una giornata abbastanza tranquilla, direi, in attesa della performance di Chiara Ferragni che arriverà questa sera per la sezione Sconfini ad accompagnare il documentario, il film che la riguarda. Per quanto riguarda i numeri, come facevi giustamente riferimento, ieri il Presidente Barata ha comunicato dati importanti sull'affluenza di pubblico alla mostra. Viaggiamo a quota 105.000 ingressi alla sesta giornata, quindi con un più 11% sull'anno scorso, ha sempre rapportato con la sesta giornata del festival. Dunque il festival ha superato e sfondato quota 100.000 presenze e sono triplicati soprattutto studenti e universitari. Quindi mostra che sembra godere di ottima salute, come già si era visto in questi giorni ad occhio nudo dalle cose sulle biglietterie e dal gradimento che il programma sta avendo. Un personaggio molto popolare fra i giovani è indubbiamente Chiara Ferragni. Come abbiamo ieri raccontato, il suo sbarco qui a Lido è stato da vera diva con il marito Fedez. Poi nel pomeriggio la Ferragni ha lasciato Lido qualche ora per recarsi ai giardini della Biennale e visitare la mostra d'arte della Biennale, appunto. È stata molto gentile anche con i giovanissimi che la
seguivano da ore, ha posato per foto, autografi, è stata molto buona e gentile anche durante il pranzo. Sul fronte dei film, ieri è stato molto applaudito il ritorno a Venezia del Leone d'Oro nel 2014 di Roy Andersson e molto applaudito, con addirittura 8 minuti in sala grande, il dramma cecoslovacco che è rappresentato in Paint Bird. Diciamo che anche ieri i 3 film, ieri era l'unica giornata che vedrà 3 film in concorso, solitamente sono 2, hanno però avuto un esito contrastante di pareri tra il pubblico e la critica. Segnaliamo che oggi è stato anche il premio per la Presidente di giuria, che dunque ha dimenticato evidentemente le polemiche del primo giorno, Lucrezia Martelli è stata premiata dall'ambasciatore argentino in Italia con il premio Bressan, molto importante, dato dalla Fondazione Ente dello Spettacolo, che è un po' la voce della Chiesa italiana. Benissimo, grazie. Ti devo fermare perché i tempi si stringono, allora stasera ci dirai tutto poi nei servizi della mostra del cinema. Grazie, allora, grazie a Lorenzo Maia, ci ha dato questa panoramica odierna. Adesso andiamo a Treviso invece per una storia particolare, la storia di un quaderno probabilmente dimenticato da un bambino, ma che viene utilizzato in queste settimane come una sorta di diario cittadino dei trevigiani e anche dei turisti. Guardate. Forse non lo saprai mai, ma questo è, seppur involontario, un grande regalo che hai fatto alla città. Ci rivolgiamo a quel bimbo o bimba che ha perduto questo quaderno, diventato in pochi giorni il diario di Treviso. Che sia stato nelle piccole mani lo confermano questi disegni nelle prime pagine. Che poi sia diventato il diario di chi vive la città lo confermano i segni, le parole, le firme di chi l'ha trovato un po' come noi, appoggiato aperto sul davanzale di questa finestra lungo il sottoportico del canale dei Buranelli. L'idea è venuta a chi l'ha raccolto e l'ha messo a disposizione di chiunque avesse qualcosa da raccontare. E stando alle pagine, già riempite in pochi giorni, si capisce come questa città viva in chi la vive. Quasi una simbiosi, non solo dei residenti ma anche di chi a Treviso è di passaggio. Turista italiano o straniero, si capisce da questi tratti come i Buranelli, Piazza dei Signori, la pescheria, insomma il cuore della città abbia preso il cuore di chi l'ha visitata. E così c'è chi confida a questo diario che si sposerà o racconta di una notte prima degli esami e dell'ansia per il proprio futuro. Tutto con spontaneità, quasi questo libretto fosse un vecchio amico a cui confidare pensieri ed emozioni. E forse sta tutta qui la magia del quaderno dei Buranelli, che in 6 giorni ha conquistato il cuore di tutti. Lo scrive anche Giulia, che tra i pensieri sul futuro, parafrasando Rossella di Via Colvento, conclude la sua pagina di questo diario. Chissà domani cosa accadrà, ma intanto grazie di avermi fatto sorridere. Adesso siamo in chiusura, vi ricordo fra pochissimo ore 13, torna l'appuntamento settimanale con la CGIL ogni mercoledì. Oggi ospite in studio Monica Giom, amministratore delegato Servizi Treviso SRL, e poi Graziano Basso e Giuliana Maffei, responsabili fiscali di Servizi Treviso SRL. Ovviamente aspettiamo le vostre telefonate in diretta per tutte le vostre domande. Questa sera invece a 20:10 ospite il sindaco di Treviso, Mario Conte. Adesso le previsioni del tempo, grazie per averci seguito e arrivederci. Bentrovati al meteo. Nella giornata di mercoledì 4 settembre il tempo si manterrà sostanzialmente stabile sul nostro territorio e il clima risulterà ancora più mite. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto il cielo sarà piuttosto nuvoloso, a tratti anche coperto al mattino, ma senza piogge particolarmente degne di nota. Dal pomeriggio le nubi tenderanno a sparire e sarà più soleggiato ovunque. Temperature minime tra 13 e 20 gradi, massime sui 25-27 gradi circa. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, tanto sole dappertutto con cielo sereno, al massimo velato, non sono attese piogge. Temperature minime tra 21 e 24 gradi, massime oscillanti invece tra i 28 e i 33 gradi. Bel tempo sul Trentino Alto Adige, il cielo sarà sereno sui settori settentrionali, più coperto altrove ma senza ulteriori conseguenze.
Temperature minime tra 13 e 15 gradi, massime comprese invece tra i 28 e i 29 gradi. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci.